In vista del Natale appena trascorso siamo stati a dare un'occhiata ad uno dei presepi a San Donà di Piave, quello del CFP Don Bosco. Vediamo. Siamo qui oggi nell'oratorio Don Bosco di San Donà di Piave con Don Alberto. Com'è nata questa iniziativa? Innanzitutto è nata tanti anni fa per la passione di tanti amici e per la passione del presepio. Pensate che come oratorio è da 26 anni che organizziamo il concorso presepi per tutti coloro che vogliono iscriversi. Poi man mano, trovando degli amici e degli artisti, abbiamo realizzato sempre qualcosa di più e di meglio anche come mostra. Quest'anno poi abbiamo pensato a qualcosa ancora di più in grande, questo presepio che vedete. Tutto è nato proprio dal nostro Papa, visto che ha lanciato questo anno della fede, abbiamo pensato allora a un presepio che potesse toccare i temi della fede. Allora, come avete visto, nel presepio vengono indicate attraverso delle immagini, attraverso delle scritte, alcune frasi che il Papa ha scritto proprio nel motu proprio dell'anno della fede. Oltre al presepe, quello principale, ce ne sono comunque esposti numerosi. Esatto, come ti dicevo, questo è il terzo anno che realizziamo in questo modo la mostra, con l'idea appunto di presentare tanti modi diversi di costruire, di presentare il presepio, la nascita di Gesù. La maggior parte di questi presepi sono di artisti locali che cercano a modo loro di presentare la nascita di Gesù. Per quanto rimarrà aperta l'esposizione dei presepi? Allora è un bel impegno, però abbiamo deciso di tenere aperto fino al 26 di gennaio, è aperto tutti i giorni il pomeriggio dalle 14:30 alle 19 e i giorni festivi dalle 9:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 19, quindi c'è la possibilità di visitarli.